con noi mister Saro Foti. Ciao Saro, ben trovato. Buonasera. Ben trovato a Buonasera Penalty. a tutti. E anche mister Giuseppe Giordano, per la prima volta qui a Penalty. Ciao Giuseppe. Buonasera a tutti voi, sono molto contento di essere nella tua trasmissione. Grazie, grazie. Allora, partiamo subito da questo campionato nazionale dilettanti, dove c'è questa conferma della Gelbison, quindi voglio subito una battuta sia da parte di Foti che di Giordano su questa Gelbison, che a questo punto, insomma, sembrerebbe lanciata verso la Lega Pro. Ma, ha un piccolo margine di vantaggio. Tra l'altro con una partita in meno, eh? Sì, bisogna vedere adesso come riusciranno a gestire anche psicologicamente questo vantaggio. C'è da tenere conto che comunque la Gelbison intanto deve giocare ad Acireale. E quindi probabilmente quella sarà, perché mi pare, se non ricordo male, mi pare ad aprile che ci sarà questo big match, quindi in un periodo dove potrebbero a quel punto un po' essere meglio identificati i giochi. È un campionato quest'anno, quello di Serie D, bello, molto equilibrato. Ci sono troppe squadre protagoniste, però c'è la forse. Vezia, c'è la Cavese, che non la sottovalutiamo per il prestigio, per il passato, e quindi io di questi campionati dico sempre che non ci sono certezze assolute e tutte le squadre lo sanno gli allenatori, le trappole sono sempre dietro l'angolo, soprattutto quando poi si va a 5-6 giornate dalla fine, e ogni fuori partita casa diventa pesante. A casa delle squadre che sono in grande difficoltà e lì veramente ti giochi la stagione. Giochi la stagione e chi ha personalità riesce a superare gli ostacoli. Giuseppe, invece, dopo la tua esperienza iniziale in quel di Messina, ti sei fermato e quindi sei diventato un osservatore di questo campionato nazionale dilettante. Come vedi questo progetto della Gelbison in prospettiva Lega Pro? Ma io dico che in questi 2 o 3 anni la Gelbison ha acquisito quell'esperienza, lo dimostra anche, diciamo, la qualità e anche il mercato che ha fatto. Ha preso un giocatore importante, è ritornato a Sparacello, però nello stesso tempo ha preso Fornito, che negli ultimi due partite ha fatto sicuramente delle ottime prestazioni, dando al centrocampo una qualità ma anche un'efficacia importante. Condivido quello che diceva il professore Saro, nel senso che ci sono quelle 4 squadre che si lotteranno per vincere questo campionato. È normale, chi sta davanti ha un piccolo vantaggio, però sono ancora 6 punti, in 6 punti sono tutti scontri diretti e, come diceva, le insidie di partite facili sulla carta, quindi attenderei qualche altro... Insomma, aprile sarà un mese importante. Sì, dico, attenderei quando i campi cominciano ad essere un po' più asciutti, certo, e le condizioni delle squadre, insomma, daranno poi il giusto responso. Però chiaramente la Gelbison gestirà tutto questo per arrivare fino in fondo. Battere il Licata in casa non è mai facile. Mister Foti, la Gelbison ci è riuscita, forza sicuramente importante della squadra, dall'altra forse il Licata un po' appagato? No, io penso che, anzi no penso, sono sicuro che nel campionato di Serie D, dove già ci sono valori importanti, nessun calciatore può sentirsi appagato, giusto, o si senta giusto. appagato, perché sa che è una vetrina importantissima, in diretta, non tanto per la squadra dove giochi, ma lo è perché ci sono sempre osservatori delle categorie superiori, soprattutto la C, e quindi i calciatori sanno che è una vetrina importante, appagati non lo sono mai. La verità è che la Gelbison, come diceva Peppe poc'anzi, è una squadra che ha mostrato di avere qualità. Io aggiungo che è una squadra che ha saputo riorganizzarsi dopo una piccola flessione, perché la Gelbison ha fatto una partenza importante, poi ha avuto una piccola flessione. Che ci può anche stare. Che ci può anche stare, adesso è nuovamente in grande ripresa. E questo la dice lunga, quando una squadra è in calo e poi riesce a riprendersi evidentemente ci sono bene, i mezzi. Quello vuol dire che la squadra ha un'intelaiatura ed ha
soprattutto un'organizzazione di gioco che gli consente di fare bene. Parliamo invece adesso della Lamezia Terme, che a sua volta batte un Castrovillari in crisi. Giuseppe, un Castrovillari che a questo punto deve guardare bene un po' le sue doti di recupero, perché insomma arriveranno i mesi in cui ogni punto è pesantissimo. Sì, Ci può anche stare la sconfitta volendo contro il Lamezia, questo no? però per il terzo risultato negativo mi sembra Sì, il sì. secondo. È un po' crisi, è un po' crisi. Sì. È chiaro, incontrava anche un'altra squadra proiettata a far bene come il Lamezia. Certo, era un derby calabrese sentito, quindi ci sono delle cose che sicuramente saranno verificate in questi giorni per rendere al massimo e far punti la settimana successiva. E parliamo adesso del Trapani, perché ho l'impressione che adesso possiamo parlare di una vera e propria ennesima crisi. Un Trapani che perde in casa contro il Cittanova. Che cosa dobbiamo pensare? Che è una stagione interlocutoria? Però bisogna anche stare attenti nel salvarla questa categoria. Ci sono tante partite da recuperare. Mister Foti. Ma il contesto del campionato è strano, perché queste soste forzate, questi recuperi affannosi, però è vero che il Trapani, a mio parere, sta pagando lo scotto di un cambiamento societario radicale. Una squadra che è passata da brillanti campionati in Serie B a una discesa verticale verso questa Serie D. E quando succedono queste cose, io so, per esperienza di tanti anni Certo, di calcio che ho vissuto, conosciamo la sua esperienza. che la tifoseria, gli ambienti societari, tutto ciò che gravita attorno a Trapani Calcio, o in questo caso, o a Ciriale Calcio, per quello che è stato Ciriale, o Licata, per quello che è stato Licata, cioè piccole realtà che vanno al di là, secondo me, dei loro mezzi, arrivando in Serie B, e poi nel tempo si trascinano sempre i ricordi della B. La realtà è che bisogna adeguarsi alla categoria in quel momento di E appartenenza. il Trapani quest'anno ha questa difficoltà. Ha questa difficoltà, secondo me. È il momento di parlare di Giarre, che insomma vincendo in casa acquista un po' di ossigeno. Siete d'accordo con me? 3 punti che fanno morale, fanno classifica. Mister? Bisogna vedere se ci sarà continuità. È una quota di ossigeno questa flebile per la classifica. Però attenzione, 3 punti contro una diretta inseguitrice. Tuttavia anche. importante per questo motivo. Sebbene la classifica ancora sia un po' non tranquilla, se c'è continuità, se ci sarà continuità, il discorso si apre come si è aperto per qualche altra siciliana che dalle grandi difficoltà è riuscita a risalire, attestandosi in zona di classifica abbastanza tranquilla. È vero. Un Real Aversa, Giuseppe, che comunque in questo momento ha una classifica certamente non ottimale, però il distacco dalla zona caldissima esiste. Se mantiene ancora questa continuità, soprattutto con qualche risultato importante in casa, credo che insomma non ci dovrebbero essere problemi. No, anche perché in casa c'ha un seguito, i tifosi sono abbastanza caldi, è un campo difficilissimo andare a fare punti ad Aversa. Per quanto concerne il Giarre, io al di là della gestione del tenere lo spogliatoio da parte del mister Cacciola, però io farei molto affidamento ai calciatori del Giarre, perché hanno un'esperienza, perché hanno un vissuto in questa categoria, quindi io penso che Arcidiacono e compagni e Giuffrida lo stesso sono capaci di poter fare quadrato, di rimettere un po' le cose a posto. Attenzione, siamo già alla terza giornata di ritorno, però non dimentichiamola questa cosa. Capisco, però dico, magari questa è stata una vittoria che fa morale, e quindi la prossima magari avranno meno tensione, il pallone non sarà pieno di spine e quindi la giocata sarà insomma un po' più fluida e quindi potrebbe anche portare gli attaccanti ad essere più propositivi e fare qualche altro filotto di risultato. E parliamo adesso di questa Cavese. Vittoria importantissima contro il Santa Maria Cilento. Ha fatto intendere che la Cavese lì lotterà ampiamente per il primo posto. Mister Foti. Ma non ci sono dubbi. Tra l'altro Cava dei Tirreni
Tifosi caldi. tifosi caldi, ambiente difficile, stadio importante per la categoria, quindi grande tradizione. Io sono convinto che per quanto riguarda la Gelbison il pericolo più grosso è proprio la Gavese. Più addirittura dell'FC Lamezia Terme? Secondo me sì, quindi è una lotta sicuramente a tre con la Ciriale che potrebbe inserirsi. Il quarto incomodo. Sì, soprattutto se vince lo scontro diretto in casa contro la Gelbison. Allora già, anche se poi mi pare l'ultima giornata va a Cava dei Tirreni, Sì, mi pare, sì. se il calendario non mi... A Ciriale che tra l'altro ha vinto contro la Gelbison in casa della a casa Gelbison della all'andata. Gelbison. Quindi anche il fatto di andarti a giocare eventualmente all'ultima giornata in uno spareggio di regular season, come si dice, Certo. no? Anche fuori casa, se hai personalità e hai gli attributi vai a vincere. Puoi farcela. Quindi secondo me la Gavese sarà l'avversario più insidioso per la Gelbison, però le Mezia Ciriale sono lì attente ai passi falsi di queste due squadre. Giuseppe, è crisi per quanto riguarda il Santa Maria Cilento? Perché da un paio di settimane i punti scarseggiano. Ma è crisi no, perché insomma, già la Gavese alla vigilia era forte. Con i due acquisti fatti alla chiusura del mercato, con Lomasto e Foggia, si è rinforzata maggiormente. Di più. Quindi diciamo che fa scalpore il fatto che vinceva 2-0 nel primo tempo e poi ha perso la partita per 4-3. Quindi questo la dice lunga sulla forza della Gavese, ma è una squadra, il Cilento, che in casa segna sempre, ha attaccanti importanti. E quindi, sai, non credo che sia una squadra che abbia grossi problemi per salvarsi, e quindi secondo Forse me però avevano pensato ad una stagione ancora più importante. C'era magari nella loro testa c'era il fatto di inserirsi eventualmente, però io credo che quelle 4 squadre saranno quelle che ogni domenica si daranno battaglia, poi anche negli scontri diretti, come abbiamo sempre detto, e quindi là poi insomma la differenza farà l'episodio, sarà il campo, l'ambiente, tutto quello che verrà in queste partite così belle, focate, e io credo che chi sarà partecipe sarà veramente bellissimo poter giocare queste partite. Insomma, un Gironi che quest'anno ci sta regalando tantissime emozioni. Perché è ancora molto equilibrato, non è che ci sono, come l'anno scorso, la CR e l'FC che sono partite. È vero. È un campionato abbastanza equilibrato e quindi ogni domenica può succedere di tutto. È il momento di parlare della Ciriale, 2-0 contro il Rende. Bisogna essere contenti perché comunque questa squadra i punti li fa. Rende, questa squadra rende. Iniziamo da Giuseppe. Positivo comunque in questo momento il percorso della Ciriale. Assolutamente, perché poi il campo di Rende è difficilissimo, perché è un campo dove ci sono molte insidie, non è, diciamo, erba naturale, però diciamo è un po' maladdato in questo periodo. È un campo stretto, quindi l'insidia c'è sempre. Però insomma ancora il giovanotto Lodi si fa rispettare, Ortolini è andato in gol, quindi diciamo che... giocatori di categoria. Certo, stiamo parlando che queste cose aiutano. Non toccano 100 palloni, ma ne toccano 3-4 e fanno la differenza e fanno gol. È vero. Quindi per Mister Di Sanzo penso che sia stata una partita salutare, insomma ritorna un po' alla normalità, anche perché lui insomma ha capito che la squadra aveva qualche piccolo problemino. Sono contento per loro e speriamo che insomma anche questo risultato possa portare un po' di tranquillità all'ambiente. Mister Foti, poc'anzi parlavamo della Ciriale come possibile quarto incomodo. Possiamo pensare che forse evidentemente questa squadra comunque ha le cartucce per tentare quasi un'impossibile promozione? Ma la Ciriale come società e a Ciriale, cioè città, desiderano follemente andare in Serie C, e forse questa spasmodica corsa verso a tutti i costi il raggiungimento dell'obiettivo a volte crea le tensioni che una città di un certo rilievo, di un certo spessore e tradizione e anche esigenza come la Ciriale e tradizione richiedono. Quindi secondo me bisogna essere un pochino più tranquilli, poco a poco, con facilità da Ciriale si innescano le polemiche e questo non aiuta. Conosci bene la piazza, quindi giustamente... Conosco bene la piazza,
Però dall'altro lato avere questa ricerca spasmodica della vittoria e del risultato e una tifoseria di primo livello, dall'altro lato è anche un aiuto. Allora se i calciatori hanno personalità riescono a dare qualcosina in più, perché è difficile trovare una città come Acireale, una tifoseria come Acireale in Serie D, con tanto amore, con tanto attaccamento, con tanta presenza su quelle che sono le vicende della società, dei calciatori stessi. Quindi io col cuore mi auguro che Acireale, sappiamo benissimo, che Acireale da quarto incomodo vinca l'ultima partita di campionato a Cava dei Tirreni, 2 punti dietro alla Cavese, va a vincere a Cava e scavalca e tra l'altro vince il campionato. se va a giocare a Cava una partita importante, ci sarà un gruppo di tifosi come minimo che andrà insomma a sostenere la squadra. Permettendo andranno 3.000 tifosi. Anche io sono di questa idea. Te le posso fare una domanda, assolutamente professore? Sì. Ecco, ma questo handicap di non avere il campo proprio, no? Sì. Alla lunga poi non paga, secondo te? Prof? Alla lunga è un grande danno, non soltanto per le partite. Alla fine le partite, se li giochi sempre nello stesso campo, ti ci abitui. Il problema è gli allenamenti. E infatti Agatino Chiavaro, che abbiamo avuto la settimana scorsa, purtroppo si lamentava di questo. Il problema sono gli allenamenti, la tipologia di lavoro che tu la devi condizionare alla struttura. Acireale invece in quella struttura ha una piccola palestra, ha la tribuna, quindi può fare lavoro. E poi il campo ti dà le tue misure che poi rimetti in campo durante la domenica. Anche nelle esercitazioni di schemi, di palle inattive. Quindi non c'è dubbio che una penalità, una penalizzazione per la squadra, però questo è l'andazzo per il momento. Insomma, si parla a marzo di riaverlo questo benedetto stadio di nuovo. Non credo. Ma io anche sono molto pessimista. Completamente. Marzo è arrivato. Marzo è arrivato, effettivamente. E ancora, da quello che io sappia, i lavori sono in alto mare, quindi... vabbè, purtroppo la burocrazia spesso e volentieri blocca anche questi importanti progetti, mentre forse si è un po' bloccato il progetto del Paternò, che sicuramente non era quello di vincerlo il campionato, però è anche vero che ci aveva già abituato, soprattutto nella prima fase della stagione, a delle exploit interessanti. Un Paternò che non vince ormai da qualche domenica, adesso torna da Troina con un pareggio 1-1. Che cosa è successo, Giuseppe? A pagamento? Ma probabilmente, certo, due sconfitte di seguito, adesso questo pareggio fuori casa, il ritorno di Calogero La Piana, magari qualche giocatore non è in condizione, quindi diciamo che però le basi per ricominciare ad essere protagonisti ci sono, perché insomma conosciamo sono quinti in classifica, conosciamo attualmente, la conoscenza e la professionalità e l'astuzia che ha Vittorio Ostenese e la società, quindi Torrisi io credo che stia facendo un grosso lavoro a Paternò, e quindi al di là di tutto insomma, credo che insomma, la società e i tifosi non possono essere che soddisfatti. È normale che quando poi tu incominci a vincere tutti sono assapori un po' sogni, vorrebbero che le cose andassero bene, però questo calo fisiologico poi alla fine insomma, chi ce l'ha alla fine, chi ce l'ha in mezzo, chi ce l'ha all'inizio, però prima o dopo deve capitare a tutti. Magari loro lo hanno avuto in questo momento e la classifica si è un po' diciamo, allargata per loro con i primi posti, però sono lì, come dicevi tu, tra il quinto e il sesto posto. Secondo me insomma, è sempre una squadra temibile e può giocarsela ovunque, sia in casa che sia fuori casa. È vero. Troina che con questo pareggio continua a sperare, mister Foti, però insomma i punti sono troppo pochi in classifica. Che succede? Riuscirà a fare questo miracolo Galfano? Ma non è facile, però il calcio ci insegna che tutte le imprese sono possibili, non è nulla di proibito e quindi fin quando la matematica non ti condanna devi lottare e devi sperare, perché può succedere magari che la squadra davanti a te per una serie di eventi che sono magari non prevedibili falliscano alcune gare e quindi tu ti puoi avvicinare e puoi agganciare. E a me l'esperienza insegna che si molla solo quando matematicamente non è più possibile sperare. È vero. Altrimenti bisogna fino all'ultimo momento cercare di
aggrapparsi a tutti i costi. Perché tra l'altro questo Torino attualmente dovrebbe avere 16 punti in classifica, quindi non dovrebbe essere all'ultimo posto, lo è perché ci sono i famosi punti di penalizzazione. Però lì vicino alla sua posizione in classifica troviamo anche il Biancavilla, e sul Biancavilla che cosa possiamo dire? Che forse c'è stata troppa confusione, allenatori che vengono, che vanno, che ritornano. Questo non dà giustamente l'equilibrio alla squadra. Questo significa che non si è abituati, non si ha grande esperienza in campionati importanti come quello della Lega Nazionale Dilettanti, perché è un campionato tosto, difficile. Lo dico per esperienza diretta, io l'ho vissuto, ci sono stato in questo campionato, quindi so quanto è difficile, non soltanto come osservatore esterno. Quindi Mantenere l'attenzione è difficile se non si è abituati. Mantenere l'attenzione e mantenere soprattutto gli equilibri. Quando si perde la testa perché c'è qualche piccola scossa tellurica o qualche piccola frana e si perde la testa, si rischia poi di precipitare e si fa fatica a risalire. Sì, è molto più difficile. Questo secondo me è quello che un po' a Biancavilla, un po' da lontano, perché poi le vicende interne li conoscono da solo osservatore loro, esterno. da osservatore esterno, certo, manca l'esperienza, questo è un dato di fatto, di livello importante per tanti anni, che ti fa avere quell'equilibrio e quella serenità per risalire. È vero. Tra l'altro questa vittoria importante comunque che è arrivata contro il Portici, Giuseppe, permette un po' di risollevarsi anche moralmente, no? Sì, ma poi anche Ferraro col Portici va bene, perché anche quando ha giocato con l'FC a Portici aveva vinto, quindi col Portici diciamo che è sicuro. Evidentemente sì, gli però, porta dico, bene. Per riallacciarmi un po' a quello che diceva il prof, chi sta in questo campionato di quarta serie, specialmente il nostro che è il girone I, e vuole tenere la categoria, deve avere dei punti di riferimento ben precisi. Non è un campionato normale come tanti altri. Non solo societario. Dico, no, non soltanto societaria, però dico tutte diciamo, le componenti devono essere proiettate, se vogliono tenere la categoria, ad avere equilibri, a stare attenti, perché una domenica sei il fenomeno della situazione, l'altra domenica diventi l'opposto. È vero, quindi questo succede spesso purtroppo. questo equilibrio dipende anche dalle varie componenti, il direttore sportivo, il presidente, i calciatori, la stampa, c'è tutto quel contesto che poi ti spinge a stare tranquilli e trovare gli equilibri. E chiudiamo questa parentesi dedicata al campionato nazionale dilettanti con il pareggio tra San Cataldo e Città di Sant'Agata. Da dove iniziamo? Da San Cataldo o dalla Città di Sant'Agata? Iniziamo dal San Penso Cataldo, da San Cataldo. perché dobbiamo ammettere che Campanella ha creato un miracolo. Assolutamente. Ha preso questa squadra 0 gol, 0 punti e adesso sono 24 i Bisogna punti. fargli i complimenti. Poco fa, quando io nel discorso precedente dicevo il riferimento a qualche società siciliana che è riuscita a risalire la china, era proprio alla San Cataldese. A San Cataldese, sì. Quindi bravo Campanella, perché non è facile. Non è facile. Non è facile. E lui evidentemente ha portato in quell'ambiente la sua esperienza, la sua determinazione, la sua cattiveria sportiva, Che ci vuole. perché occorre in Che ci questo vuole. campionato è una componente dominante, e quindi la San Cataldese è venuta fuori da una situazione dove probabilmente nessuno pensava È vero, è vero. È potesse vero. riuscire. Città di Sant'Agata invece pareggio tranquillo per una stagione che sulla carta è molto più tranquilla rispetto alla scorsa. Sì, Giampaolo sta facendo un lavoro, sta continuando il lavoro iniziato l'anno scorso, è seguito dalla società, ha mantenuto lo zoccolo duro, prendendo anche qualche ragazzo interessante, qualche under interessante, e quindi si stanno divertendo, ecco, senza avere molte ambizioni. Credo che insomma, è una società che si divertirà, rimarrà in categoria, perché tranne se poi domani non succedono cose strane, però insomma, penso che il Sant'Agata sia la squadra insomma, che rivedremo in questa categoria. Faccio una postilla per il discorso di Campanella. Campanella, e non me ne voglia Giovanni perché parlo a suo favore, c'è il classico allenatore che
sa quello che deve fare Sì. nelle difficoltà, e quindi lui con la sua esperienza, e penso che in quarta serie non sia mai retrocesso, dove Sì, è andato mai. ha creato anzi i presupposti per divertirsi, e credo che a San Cataldo abbia trovato un'altra volta la sua dimensione, e questi sono i risultati. Certo, se adesso Balistreri ogni domenica va a gol, in gol, anche se su calcio di rigore, però vuol dire che la squadra è proiettata in È avanti propositiva, certo. e trova anche i calci di rigore, quindi anche questo è un vantaggio che va all'allenatore e anche alla società. Chiudiamo questa prima parte della nostra trasmissione, non parlando adesso però di risultati, ma parlando di quelli che sono i progetti. Ed inizio subito con Giuseppe, no? Che ci racconta in maniera molto veloce e spicciola la sua breve esperienza con l'FC Messina, un'esperienza che comunque serve sempre per fortificare il carattere di un allenatore, no? Assolutamente, io ringrazio Mancuso, Carmelo, che mi aveva chiamato, e ho sposato subito questo progetto. Siamo partiti il 23 agosto. Con tanta volontà. Con tanta volontà. Siamo partiti perché, sai, ti chiama l'FC al di là di tutto, insomma, Certo. dal campionato che avevano finito in bellezza, ci siamo ritrovati, insomma, ad allenarci con tanti ragazzi, e poi è una situazione logistica un po' strana, perché insomma poi ci siamo allenati per un periodo a Santa Teresa, quindi 40 km dalla città. Certo, però non si riesce a capire come, insomma, dallo scorso anno a quest'anno è cambiato tutto. Sai, magari anche la lontananza del presidente, che magari ha delegato Santi, un suo diretto collaboratore, Santi Cosenza, e quindi, sai, noi ci siamo ritrovati lì a fare le prime 5 partite, era un cantiere aperto, ogni giorno venivano calciatori nuovi per cercare di eravate assemblare. speranzosi che comunque Speranzosi, la stagione... sì. Ma infatti, guarda, noi quando facevamo le partite con la Ionica, Sì. che davamo alla società Ionica, sembrava che la Ionica era l'FC e noi eravamo la squadra di eccellenza, ma proprio perché c'era questa non ancora, diciamo, perfezione negli uomini. Abbiamo giocato senza attaccanti, dico, Vabbè. lasciamo stare, però alla fine quello che contava era la domenica, se dovevi fare i risultati. L'unico punto che abbiamo fatto è stato proprio con la Cireale in casa, 0-0, però insomma era normale che poi alla fine pagasse l'allenatore, e poi è venuto Ferraro, che ha fatto qualche punticino, perché nel frattempo è venuto qualche attaccante, Orlando e qualche altro, Bramati è ritornato in squadra. Comunque quindi... non si può progettare una stagione in questa maniera, con queste incertezze. Diciamo che hanno pagato, e poi di riflesso abbiamo pagato noi, gli errori o l'eccessiva voglia di far bene dell'anno precedente. Il risultato, a me dispiace tantissimo che i tifosi e i cittadini di Messina non abbiano potuto andare a sostenere questa squadra, e quindi rimanere a casa la domenica, ahimè, e vedere... Tu però non sei rimasto a casa, perché so che insomma, no, giri io mi muovo, da osservatore io attento. mi muovo, perché è giusto che chi sta in questo ambiente deve, al di là di tutto, deve farsi vedere, deve sempre aggiornarsi, perché Chiaro. vengono sempre giocatori nuovi, anche, perché no, delle idee, perché bisogna sempre estrapolare qualcosa di qua, qualcosa di là, rivedere, e questi sono i corsi di aggiornamento che fanno chiunque. Ma anche, per esempio, oggi siamo qui, e mi fa più piacere vedere dopo tanti anni il professore, lo trovo sempre più giovane, sempre più attento, e quindi mi fa bene anche a me, insomma, vedere il professore che in questa Condivido condizione. questo tuo pensiero. E poi, insomma, ti ringrazio per questa ospitata. Ci mancherebbe. Attenzione, perché penalty porta fortuna, lo dico sempre, no? È sempre di buon auspicio l'ospitata, perché magari possa arrivare anche qualche proposta, anche se tu per quest'anno purtroppo sei bloccato, no, col tesseramento. L'unica cosa che può avvenire è se c'è qualche impegno all'estero, posso andare all'estero, perché in Italia tutti si possono spostare tranne gli allenatori. Sì, è vero. Questa è una cosa che effettivamente poi ci sarebbe da parlarne, in altre occasioni potremo anche parlare. Tantissimo. Mister, però sentire la determinazione di un allenatore fa sempre piacere, no? Una stagione che praticamente è andata persa, perché una volta che l'FC è fallito, insomma, si sono ritrovati senza squadra, sia lui che Mancuso. C'è amarezza, però purtroppo il calcio è anche questo. C'è amarezza perché un allenatore giovane che affronta una piazza importante come quella di Messina, con la speranza, con l'auspicio di
poter di lottare lavorare in alto e di fare bene, e certo. di lavorare attraverso il lavoro, lottare per posizioni di un certo rilievo e poi vedere vanificate anzitutto le idee, Chiaro. anzitutto le aspettative e poi tutto il resto. Quindi è brutto, È brutto. e dal punto di vista psicologico, professionale, è difficile da poter essere capito da chi non si trova in quelle È vero. condizioni di lavoro. Quindi è difficile che lo possano capire i tifosi, è difficile che lo capiscano i calciatori. Chi può capire queste situazioni siamo noi allenatori, io come ex, però ho vissuto le esperienze da allenatore e quindi Un allenatore è sempre allenatore, sì, anche quando sì, diventa sì, ex. sì, no, su questo non c'è dubbio. Quindi auguro davvero a Giuseppe che da questa esperienza negativa ci sia l'impulso il prossimo anno per prendersi le soddisfazioni che merita, perché quando si lavora con serietà, con amore, con dedizione, è giusto che vengano i successi. Però i successi noi allenatori non li possiamo fare da soli. È Ci vuole il fondamentale che contorno. ci sia Società, la base dirigenti. e la società. Senza società non si va da nessuna parte. E questo mi rammarica perché, apro una parentesi, una città come Messina che ci fa con 2 squadre in Serie D lo scorso anno, Lo scorso no? anno, sì. Che ci faceva, quando invece unendo le intelligenze, Avrebbero unendo fatto le una forze, squadra fortissima. ma una città come Messina può tranquillamente navigare in Serie B. Se poi andiamo a pensare e ad analizzare oggi il campionato di Serie B, da chi è fatto, da Benevento che vince il campionato di B e va in A nel giro di 5-6 anni, ci è andato 2 volte. Cioè se pensiamo a queste cose, una città come Messina è assurdo che poi metta Peppe Giordano nelle condizioni che ha messo E lì quest'anno. scatta l'amarezza, A lui certo. come allenatore, ma è tutto il contesto della città È che vero, ne viene è vero, penalizzato. è vero. Cioè- Noi ci eravamo lasciati l'anno scorso che comunque non eri un ex allenatore, No, perché no, no. vivi anche insomma, il certo. mondo dei giovani con la Certo, scuola calcio, che rimane comunque una grande tua emozione personale, no? Senz'altro, senz'altro. Anche quest'anno? Senz'altro, e mi arrabbio se non si fanno le cose Bravo, bene, anche con giusto, i ragazzini, bravo. con molta amorevolezza, Certo, ci autorevolezza, ma tantissima amorevolezza Le migliori soddisfazioni per arrivano da per il quell'ambiente. loro bene. A volte io dico loro, io sono il cattivo degli istruttori, ma perché vi voglio bene, voglio vedervi crescere, quindi le cose vanno fatte bene. Giusto, giusto. Grazie. E dicevi, Giuseppe? No, volevo anche sottolineare il fatto che se ci fosse stato questo piacere di unirsi, probabilmente si sarebbe anche curato in un settore giovanile Chiaro, importante, chiaro. perché una città di 250.000 persone, credo che il settore giovanile alla grande si poteva come? fare, e incominciare a fare un po' di lavoro in prospettiva e non andare sempre a prendere giocatori in prestito. Quando in parli di prestito. settore giovanile, insomma, tu vieni anche dal settore giovanile, tocchi il profondo del tuo cuore, no? Quindi quasi quasi un progetto con un settore giovanile ti ispira un po' più di una prima squadra tra Ma eccellenza guarda, allora, e Serie D? sì, ma quello non è il problema di stare con il settore giovanile o stare con i grandi. Il problema è trovare un progetto che ti dia la possibilità di lavorare. È vero. Poi è chiaro che poi tu capisci quali sono i tuoi limiti. Dici, io qua posso andare o qui non posso andare. Giusto. Però non è facile. Non è facile. Come sa benissimo il professore, non è facile. Una cosa è certa, gli allenatori rimangono sempre soli e quindi rimarranno sempre soli. Questo è scritto non c'è niente nella da fare. Bibbia dell'allenatore. Non c'è niente da fare. Non è solo nelle canzoni, uomini soli, no? È vero, è vero. Noi siamo veramente gli uomini soli, nel calcio gli allenatori sono davvero uomini soli, è vero. Quando si vince, tutti, Entra sopra il carro, sono tutti sopra il carro. anche il magazziniere. Sì, è vero. Oggi Quando vi si ho perde, dato beh. la divisa che porta fortuna. Avete vinto, abbiamo vinto anche per la divisa. Quando si perde si defilano tutti. Tutti Gli allenatori- scompaiono Non tutti. c'è nessuno che ti dà. Voglio ringraziare i nostri 2 allenatori che sono venuti a trovarci in questa prima parte della nostra trasmissione. Ringrazio Saro Foti, alla Grazie. prossima. Grazie a te Ettore, un saluto a tutti
i tuoi telespettatori, che so che sono tantissimi. Grazie, grazie tante, grazie anche a Giuseppe Giordano che da Palermo è venuto a trovarci, siamo contenti, augurandogli chiaramente fortuna, non dico subito perché è un po' più difficile essendo già un tesserato, ma a partire dalla prossima stagione. Io ti ringrazio per l'augurio, io volevo farti i complimenti per la tua trasmissione, per la tua perseveranza e andare sempre avanti. Sono contento di rivedere il professore, un saluto a tutti i tuoi graditi telespettatori e perché no, ci vediamo campo campo. Bravo. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco parleremo del campionato di eccellenza e anche del campionato di promozione. Non scappate. Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei. Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo, se lo racconti, ti aiuti. Volete rivedere tutte le immagini delle passate stagioni di Penalty? Allora vi consigliamo di visitare il nostro canale YouTube. Penalty, programma sportivo. Dal 2011 sino ai giorni nostri, tutte le immagini di tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci in questa lunga avventura con il calcio dilettantistico siciliano. Eccoci rientrati dopo la pubblicità, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento del martedì sera su Gold 78 HD a partire dalle ore 21 e poi la replica anche il mercoledì dopo le 23. Tra l'altro vi anticipiamo una straordinaria novità a partire dalla prossima settimana, perché saremo in onda anche sul canale 17 di 7 Gold il mercoledì ed il giovedì tra le 13 e le 14, ma di questo avremo modo di parlarne anche poi nella parte finale della nostra trasmissione. Seconda parte del programma che viene subito inaugurato con un nuovo ospite che ci è venuto a trovare, il direttore sportivo della città di Siracusa, Emanuele Merola. Ciao Emanuele, ben trovato. Ciao Ettore, grazie sempre per l'invito. E domenica non avete giocato con la Leonzio. No. Che è successo? La Leonzio ha mollato? Almeno così si dice in giro. Penso proprio di sì, penso però l'ufficialità ci sarà questa settimana. Noi in settimana già qualche sensore c'era che non giocavano perché alcuni giocatori giustamente in questa categoria conosciamo tutti i giocatori, Certo, o fra di loro si certo. conoscono e già c'era l'allarme che non si presentavano e oggi domenica c'è stata l'ufficialità che non si sono presentati. Tra l'altro questa cosa ci fa capire che questo girone B è veramente un girone sfortunatissimo, nel senso che è successo di tutto, no? Con squadre che hanno mollato prima dell'inizio, alcune che hanno mollato durante, adesso c'è questo discorso riguardante la Leonzio e ci apareggia tutto questo, no? Sì, già penso che tante volte l'ho detto anche nel nostro canale del Città di Siracusa che non si può continuare così. Lei dice, il direttore dice che siamo sfortunati, ma non è che siamo sfortunati, già dall'inizio si sapeva che l'Atletico giocava con i tifosi, che la Sant'Antonio mollava dopo una giornata e quindi già i sensori c'erano dall'inizio che la situazione era molto ma molto limpida, quindi il presidente Morgana deve fare qualcosa perché così non si può continuare, perché il girone B veramente è diventato veramente
deprimente questo girone. Emanuele, io credo che il Canicattì quest'anno ha proprio tutti i punti necessari per vincerlo questo difficile girone A del campionato di eccellenza. Guarda, il girone A è un girone bellissimo, ci sono tante piazze importanti, tante città importanti e tante società Presidente, che spendono soldi. Il Canicattì sono sicuro che non ne vogliono gli altri, ma E l'hanno giusto allora? L'hanno giusto perché ha giocatori importanti, ne citiamo anche qualcuno come Raimondi, hanno anche un Privitera, zoccolo duro Pettinato. vincente del Giare dello scorso anno, no? Perfetto. Privitera Pettinato. e Pettinato, no? Iraci. Che sono sempre stati Iraci. vincenti, e i Quindi- Iraci, e certo, quindi- con Benny. Quindi sicuramente lavorerà meglio rispetto agli altri, anche se Enna con mister Pippostrano cambierà sicuramente marcia, ha un sacco di partiti mi pare da recuperare. Sì, sì. E l'Agracas è un po' più attardato, però ci sono società veramente importanti e il girone è bello veramente. Anche perché sono sicuro che probabilmente conosceremo anche la griglia dei playoff, proprio non dico l'ultima giornata, ma veramente quasi al termine della stagione. Sì, questo sarà un campionato fino all'ultima partita, ma poi anche le squadre che si devono salvare vendono cara la pelle fino all'ultimo secondo, quindi sarà un girone fino all'ultimo interessante. L'arrivo di Pippo Strano sicuramente gioverà all'Enna, lo hai detto poc'anzi, adesso sottolineiamo anche che ha fatto un punto pesante nel campo della Nissa, Sì. quindi evidentemente ci sono anche loro nel novero delle potenziali squadre vincenti? Vincenti, ti direi, non lo so, Vincenti, però mi sembra che sono 2 o 3 partite che deve recuperare l'Enna. L'Enna deve recuperare 2 partite. 2 partite, quindi ancora l'Enna se la può giocare, non so se per il primo posto, perché secondo me il Canicattì è difficile che perdere la Terena. Oggi pareggiava poi 2-2 e ha segnato all'ultimo, mi pare ha fatto il 3-2, quindi questi sono segnali che dà segnali di forza che hanno quest'anno. È vero. E tra Nissa ed Enna, insomma, un pareggio che accontenta le parti, però è anche vero che forse una vittoria avrebbe potuto lanciare o l'una o l'altra. Sì, sono 2 squadre sempre di un certo blasone, anche il presidente della Nissa, Arialdo Gianmuso, che lui anche sta investendo molto, è un simpaticone. È un passionale anche. Sì, io lo seguo molto, siamo anche amici, e lui anche spera, però anche se secondo me sarà difficile, però è un altro lui passionale, è vero. Ci voleva l'arrivo di Pippo Strano per dare un cambio anche nella mentalità dell'Enna? Ma lo sai, aveva il mister Sebi Catania che ha avuto delle situazioni difficili, perché ricordiamo che l'Enna non ha giocato partite per la neve, È partite vero, per Covid, è vero. quindi questa io che sono un addetto al campo, è una Sei stato situazione anche un difficile. giocatore Sì, importante, quindi voglio dire. Sì, sono situazioni che non è facile gestire. Quando gioco a calcio non c'era questa situazione. Certo, questo è il che è Covid, vero. non c'era il Covid. È vero, Quindi è vero. il mister Catania è stato sicuramente sfortunato. Pippo Strano Ha pagato secondo me questa situazione Covid. Secondo me sì. Sì, Secondo ha me sì. pagato. Quando lui l'hanno esonerato aveva un 5 partite o 4-5 partite in 4 meno. partite. Quindi sicuramente ha pagato questa situazione. Ma con Pippo Strano sicuramente si ricovereranno per queste partite e sicuramente Anche perché farà Pippo bene. Strano conosce molto bene la categoria. L'ha vinto penso un 6-7 volte. È vero, è vero. Prima di parlare del girone B, una battuta anche su Mazzara e Mazzarese, realtà di Mazzara del Vallo, non molto amiche tra di loro, che comunque pareggiano in questo derby. E allora mi sorge sempre la solita domanda, ma perché non una squadra anziché 2? Ma questo è il problema, infatti, come l'anno scorso a Messina sta capitando anche a Mazzara e ho saputo dalle voci che non sono molto amiche, quindi stanno lottando anche tutte e due per entrare anche loro di un posto per i playoff. Ecco, ma quando parliamo di playoff, i posti disponibili sono soltanto 4. Certo. Allora a questo punto, guarda, guardando l'elenco, vediamo un pochettino di poter formare questa griglia, perché dentro in questo momento ci sta la Don Carlo Misilmeri, l'Agragas 2018, il Castellammare che tra l'altro ha vinto 2-0 con il Cus Palermo e quindi è rientrato alla grande nel novero delle potenziali squadre playoff, Nissa ed Enna Calcio, l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, mettiamoci dentro anche il Pro Favara, ma a questo punto Mazzarese e Mazzara 27 e 24 punti potrebbero insomma tentarlo questo aggancio ai playoff. Ma chi saranno le 4 però fortunate? la cosa bella è questa qua, è molto interessante questo girone, ogni partita, ogni domenica si giocano una partita della vita, quindi è un bel girone veramente. Conosceremo il risultato soltanto nella parte finale secondo te? Oppure Sì, tranne per il già primo posto sì.
Tranne il primo posto. Sì, secondo me sì. Quindi tu vedi già il Sì, Canipetti ma proiettato perché in conoscendo Serie i B. giocatori è difficile che quando sono lì davanti Sbagliano. Girone B del campionato di eccellenza, un girone che, come abbiamo detto poc'anzi, è molto travagliato. Il Città di Siracusa domenica vince 3-0 per rinuncia della Leonzio, una Leonzio che non sappiamo se proseguirà la stagione. Stiamo soltanto facendo un punto su un girone che probabilmente all'inizio sembrava interessante, ma che poi via via si è un po' disciolto, no? Anche per un interesse tecnico che è venuto a mancare. Purtroppo abbiamo parlato prima, già 3 squadre che non ci sono più, ma vedi quest'anno il girone B è povero anche di giocatori importanti, di top player. Abbiamo parlato in settimana in un'intervista, dicevo questo, che tutti i giocatori top sono nel girone A o in Serie D, quindi quest'anno il girone B è anche povero di Quindi tasso giocatori. tecnico limitato. Sì, molto. Ce la potrebbe fare il Città di Siracusa a rientrare quantomeno nella griglia playoff? Te lo dico subito, Guarda, già a battuta. Noi stiamo lavorando da quando è il mio arrivo, che è il 25 novembre, stiamo lavorando per arrivare almeno nei playoff, perché il Siracusa non ci nascondiamo che almeno il minimo deve fare i playoff. Mi sembra Quindi giusto, fino no? all'ultimo, Mi sembra giustissimo. fino all'ultimo ci tenderemo, anche se questa situazione della Leonzio può pagare, perché vende un sacco di squadre ora, se già le retrocessioni sono fatte, che sono la San Antonio e la Leonzio, non dovrebbe più retrocedere nessuno. Speriamo che i presidenti delle squadre che navigano nelle basse classifiche non fanno qualche scherzetto. È vero, questo sicuramente falserà un pochettino, falserà tutto. Sì, purtroppo sì, io spero che la Lega Morgana o il nostro presidente sicuramente da domani in poi si farà sentire a Palermo, perché deve cambiare qualcosa, almeno o un'altra recessione o devono allungare i playoff, ma qualcosa deve fare, perché allora saranno 12 partite di farsa. Ragusa al primo posto insieme all'Igea 1946, anche se deve recuperare ancora una partita la squadra di Laciti. Parliamo di questa Igea, ti è piaciuta? L'hai vista giocare? Io l'ho vista, abbiamo vinto 0-1 la settimana dopo il mio arrivo, Sì. abbiamo vinto 0-1, una grandissima vittoria, però l'Igea Virtus, anche lui, il presidente Lis Barresi, una persona che sta spendendo anche Focosa. lui, ma lui è un passionale anche lui, Sì, è innamorato sì, è di quella squadra, lui sta mettendo veramente anima e corpo per vincere questo campionato, ci sta provando con tutte le sue forze. È una Costa 2, lì sarà nello scontro diretto che sicuramente deciderà la vincente di questo girone. Il tasso tecnico è quasi uguale però, credo che sarà proprio la partita delle partite, perché il tasso tecnico è un po' uguale tra le due realtà. Sì, perché hanno l'Igea anche 3-4 giocatori che hanno vinto i campionati come il Ragusa, quindi sono tutte e due squadre secondo me lì, perché loro hanno Lucarelli, hanno gente come Dell'Olio, quindi hanno gente importante. Nella parte del Ragusa, lo ripeto, hanno 4-5 giocatori che hanno vinto Giocherà il campionato. l'esperienza in questo caso, no? Di qualche elemento in più che può fare appunto la differenza. Sì, rispetto a oltre ai qualcun giocatori altro. singoli, secondo me anche gli allenatori, Filippo Cite lì è una... Beh, Filippo in questo momento è vincente, no? Sì. Viene anche da un'accoppiata sempre Perfetto, con il Ragusa qualche anno fa, Coppa e campionato. quindi lo sa che deve fare. È vero. Per chiudere il discorso riguardante questo girone B del campionato di eccellenza, io direi di parlare anche un po' della squadra della Ionica, che comunque ha dimostrato di avere anche una forza argentina all'interno della squadra, ma anche come idee, no? Sì, il presidente sta lavorando bene da tanti anni. Hanno una bella struttura adesso, hanno una bella Santa struttura, che Teresa di è una bomboniera quello stadio. È vero. Lui, il presidente Sagnibeni, è la persona che veramente sta amando questa città, questo paese, e quindi con questa colonna argentina stanno facendo bene, e ogni partita loro fanno veramente, la prendono come una guerra sportiva. È vero. È difficile batterli. Io credo che loro insieme al Carlentini sono due squadre che nei playoff possono veramente, insomma, dare fastidio. Sì, secondo me sì. Io per esempio l'anno scorso con la San Antonio l'abbiamo incontrati nei quarti di finale con la Ionica, e per batterli veramente è stata dura. È stata dura, no? Quindi loro saranno una mina vagante lì nei playoff, loro e il Carlentini. Vedremo cosa succederà. Vedremo Sì, cosa sì. succederà. Per chiudere, un'altra ennesima battuta con il direttore sportivo Merola sulla città di Siracusa. Il pubblico, i tifosi, vi sono vicini? Sì, noi, Credono in questo potenziale miracolo? loro ci devono credere come ci crediamo noi, devono credere anche loro. La piazza di Siracusa è importante, è molto esigente. Purtroppo all'inizio ci sono stati piccoli sbagli, però ma non fatti per male. Il presidente giustamente ha avuto
gli ultimi 2 giorni della chiusura dell'iscrizione che ha avuto la squadra, quindi sono stati fatti dei piccoli sbagli, stiamo cercando di rimediare, però i tifosi sono stati sempre vicini, abbiamo avuto un sacco di gente con le 2 partite in casa, più di 1000 spettatori, quindi in eccellenza vedere 1000 spettatori a Siracusa è sempre un'emozione, ripeto, io sono onorato di essere lì il direttore sportivo, cerchiamo di fare bene, il presidente Montagno ci sta provando con il mister, con la squadra, stiamo cercando di fare questo mezzo miracolo per almeno tra virgolette salvare la stagione. Anche perché voglio dire, se non succede quest'anno si può sempre pensare anche ad un potenziale ripescaggio, in questo caso insomma il blasone della città di Siracusa potrebbe permettere chissà un ripescaggio anche la prossima stagione, Ma speriamo, anche se poi è più bello conquistarlo sul il campo, campo. no? Speriamo che entriamo nei playoff e chissà, sognare non costa nulla, vincere i playoff sarebbe un regalo bellissimo regalare ai tifosi del Siracusa. Passiamo subito ai risultati con il rullo riguardante i 7 gironi del campionato di prima categoria. Quanto è distante la prima categoria rispetto ai campionati insomma, che stai vivendo adesso? Sono distanze anni luce, però è anche vero che quello è il calcio dei dilettanti, no? E parte tutto da là volendo sì, un po'. Vero. Anche tanti giocatori nella prima categoria hanno fatto eccellenza, la Serie D. Ti capita di andare a vedere qualche partita magari per beccare qualche giovane interessante? Sinceramente la prima categoria no, perché però di più seguo la promozione, e seguo molto gli allievi regionali a Catania. Anche perché servono poi i ragazzini da l'anno mandare prossimo, per esempio, in prima servono nel squadra. 2005, quindi l'allievo regionale, vedendoli mi piacciono. Per esempio c'è un giocatore che è Sant'Ono Cito, Sì? che è un 2004 che sta giocando titolare a Enna, quindi uno dei Neander che è sotto osservazione. Dall'anno scorso faceva l'allievi col Catanè, quest'anno sta giocando sempre titolare. Beh, d'altra parte questo è il tuo ruolo, no? Un direttore sportivo deve scovare i giovani da portare poi in società certo. con dei progetti importanti Sì, a infatti seguire. il sabato sono sempre, il pomeriggio sono a vedermi sempre le allievi regionali, le partite più belle che ci sono. Questo Covid ha un po' spiazzato soprattutto i settori giovanili, no? Sono stati 2 anni che hanno un po' deprezzato anche il valore dei ragazzi. Ma purtroppo io quando quest'anno, che all'inizio ho iniziato come sai a Biancavilla, che ci vogliono 4 anni per gli 11, e nella rosa ci vogliono almeno 11-12 giocatori. Fondamentale, certo. E non sapevamo il 2004 dove prenderli, perché i 2004 da 2 anni quelli che hanno pagato di più sono stati i 2004 e i 2003. Perché non hanno fatto il trapasso. Perché non hanno fatto il trapasso, quindi quest'anno abbiamo avuto veramente difficoltà. Invece quest'anno, fino ad ora, già il 2005 stanno giocando alla Liga regionale, che è l'ultimo anno, quindi stanno giocando ogni domenica, e già l'anno prossimo sappiamo dove andare a prendere. L'anno prossimo intendiamo a Città di Siracusa, mi auguro, no? Perché ti riguarda. Ma io lo spero con tutto il cuore, perché
sono sinceramente nel posto migliore uno dove un Immagino. lavoro vuole lavorare. Settore giovanile nel città di Siracusa organizzato oppure da organizzare? La juniors l'abbiamo con il mister Gullotti. Dobbiamo cercare l'anno prossimo di andare, perché lì ci sono tante realtà come la Rarinandes che ha tantissima settore giovanile grande. Sì, ma il blasone di Siracusa diventa fondamentale anche cercare come specchietto per le allodole, per i ragazzini, certo, no? Certo, anche perché il ragazzino della Rarinandes o del Priolo è normale che sente Siracusa, vorrebbe giocare nel Siracusa, certo, è normale. È vero, è vero. Bene, abbiamo dunque parlato di tutto con Emanuele, sono contento, abbiamo parlato anche di settori giovanili. Che ti aspetti da questa stagione? Che è partita un po' strana a Biancavilla per te, però adesso la tua soddisfazione professionale si completa con questo tuo inserimento nei quadri tecnici di un città di Siracusa che merita ampiamente, direi, almeno la Serie D. Sì, io ho iniziato a Biancavilla, è sempre un'esperienza, si dice sempre che anche le esperienze negative trae il meglio dell'aspetto. Condivido questa. Quindi ho fatto 3 mesi a cosa. Biancavilla e ho visto anche piazze importanti come Cava, quindi ho fatto anche un'esperienza lì. Siracusa per me veramente essere lì è qualcosa di eccezionale. Io spero che l'anno prossimo col presidente, col mister, iniziamo la stagione e spero che ci sarebbe nei tempi giusti. Un sogno, sì, un pescaggio, ma se non c'è un ripescaggio di iniziare la stagione, ma il presidente Montagno già lo sa, quindi noi speriamo che ce la faremo quest'anno, ma se ce la faremo quest'anno già da giugno organizzeremo la stagione del 2022. Bene, allora ci sarà da lavorare tantissimo, a Sì. prescindere da quello che sarà il risultato di quest'anno. Sì, ci sarà da lavorare, però già che parte con un presidente importante come Montagno, che è anche un passionale, un siracusano, e come il mister Mascara, iniziamo già da giugno, quindi è un lavoro sì, è importante e faticoso, però già partito da una base. Hai parlato di Mascara, effettivamente non ti ho fatto nessuna domanda su Peppe Mascara. Beh, io penso che sia un valore aggiunto. Ma è un valore aggiunto come sua esperienza, è inutile che lo presento io al mister Mascara, anche i giocatori stessi quando vedono il mister nello spogliatoio è normale che hai, però è un lavoratore, lavora bene, io non lo conoscevo di fame e poi lo conoscevo come persona perché eravamo amici fuori dal campo, però vivendolo dal campo è veramente uno che capisce di calcio e abbiamo dimostrato che ogni domenica giochiamo veramente bene a calcio. E questa è la cosa più importante per una squadra di calcio, giocare bene, perché poi Sì. con il gioco i risultati arrivano. Puoi perdere qualche partita, ma perfetto, alla fine il lavoro paga. Sono d'accordo. Grazie Emanuele, in bocca al lupo per la stagione, speriamo di rivederci presto. Grazie a te, è sempre un piacere vederti. Grazie. Bene, abbiamo concluso anche per questa settimana la nostra puntata di penalty, in onda su Gold 78 il martedì, e vi anticipiamo che dalla prossima settimana saremo anche in onda sul canale 17 ogni mercoledì e giovedì tra le 13 e le 14. Pertanto, amici fedelissimi ed intenditori del calcio dilettantistico, penalty vi seguirà praticamente per tutta l'intera settimana. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima settimana. Da mercoledì 16 febbraio Penalty sbarca sul canale 17 di 7 Gold. Vi aspettiamo ogni settimana con 2 appuntamenti, il mercoledì ed il giovedì, tra le 13 e le 14. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi aspettiamo!